I giovani di Viva la Gente questa mattina hanno ripreso il loro viaggio per portare in giro per il mondo il loro messaggio di amore e pace. La loro presenza ad Agrigento ha reso questa settimana intensa ed entusiasmante. In così poco tempo sono stati capaci di regalare tante emozioni alle famiglie e alle comunità religiose che li hanno accolti nelle proprie case ed insegnare tanti valori a tutti coloro che ne siano entrati a contatto. Durante lo spettacolo finale avuto luogo sabato al Teatro Pirandello, tanti sono stati i messaggi di speranza inviati attraverso la musica e la danza. La pace nel mondo, il rispetto per le donne spesso vittime di violenza, l'amore per se stessi, provando ad osare sempre senza smettere di sognare. Altri segnali importanti sono stati trasmessi anche con la loro presenza in strada, nelle varie zone cittadine, per rimuovere la spazzatura abbandonata e i graffiti vandalici sui muri, spiegando che non importa dove tu vada, ricorda che sei sempre a casa. Un'esperienza che ha riempito di orgoglio gli agrigentini nel vedere apprezzati con sorrisi e vari complimenti i luoghi maestosi che la nostra città possiede, e le prelibatezze locali che immancabilmente sono state offerte, una vera e propria sfida alla generosità, che ha notevolmente impressionato buona parte dei giovani di Viva la Gente esclamando con le lacrime agli occhi al momento dei saluti: è stata la settimana più bella di tutte, non vi dimenticheremo mai. Viva la Gente è stata l'occasione per molti di scoprire che l'accoglienza non sia un'azione così difficile e complicata, ma un gesto spontaneo che rimanda alla consapevolezza che siamo tutti figli dello stesso cielo e che la diversità non può che essere considerata un vero pregio. Chissà, forse da oggi ad Agrigento cambierà qualcosa. Forse con l'impegno di ciascun cittadino si comincerà ad avere maggiore rispetto per gli altri e per l'ambiente, rendendo questa città un posto migliore. Come dice l'entusiasmante ritornello della canzone di Viva la Gente, se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuor.